Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui pronti ad accedere alla nostra fantastica cittadina di Clareville, pronti quindi a decidere il futuro della nostra grande città. Come potete vedere la nostra regione sta iniziando, come dire, a ottenere un grande numero di giocatori, siamo riusciti a far arrivare ben 4 giocatori. Vi faccio notare che nella parte nord della prima isola potete notare una piccola zona abbandonata, però non preoccupatevi perché come potete vedere detiene il massimo del denaro, ovvero $50.000 e sicuramente non c'è nulla costruito. Quindi ragazzi è una regione agibile al 100%, quindi cercate di recuperarla e soprattutto di renderla sicuramente abitabile nella maniera più rapida possibile. Bene, vediamo di lanciarci immediatamente all'interno della nostra cara regione, ovviamente all'interno della nostra cara Clareville, per capire più o meno quello che sta accadendo. Allora, sicuramente con i nuovi giocatori che sono riusciti a mettere piede, a mettere radici all'interno della nostra cara regione, saranno arrivati dei miglioramenti, soprattutto per i nostri cittadini, ma anche per le nostre industrie. Adesso vedremo quello che è successo in queste ultime ore. Allora, sicuramente la nostra popolazione deve ottenere un grande rialzo per quanto riguarda l'aspetto demografico, ed eccoci arrivati, come potete ben vedere, all'interno della nostra cara cittadina. Allora, sono circa le 20 di sera e una fantastica brezza marina si alza dalla parte nord ovviamente della nostra isola e continua a rinfrescare le prime roulotte che si ritrovano appunto vicino alla costa. Vediamo cosa dicono i nostri cari cittadini. Residenza alla trippa, mamma mia, le cose andranno abbastanza bene qui dentro, mangeranno davvero alla grande, sicuramente acquisteranno la loro roba, come dire, nella nostra zona commerciale dove Krusty il Clown è riuscito anche a mettere piede. Guardate un po' la sua fantastica ciambellona, Fresh Buggles, perfetto. 3.000 cittadini sono riusciti appunto a popolare la nostra città, c'è chi vive in roulotte, chi vive in cottage spersi appunto per la campagna, comunque ben 3.000 cittadini sono riusciti a trovare, come dire, una fantastica residenza. Dopo la residenza vedremo di dare ai nostri cari amici un lavoro, quindi vedremo un po' di rinnovare il nostro aspetto industriale, ovviamente perché stiamo vivendo una crisi di disoccupazione, come dice appunto il nostro caro operaio. Allora, ci sono più lavoratori che posti di lavoro, espandi la zona commerciale o industriale per ottenere nuovi posti. Allora, avevo intenzione di rinnovare appunto questa piccola zona, come potete ben vedere. Sicuramente però la nostra torre idrica deve essere spostata, altrimenti i nostri cari amici si beccheranno una bella malattia e continueranno a vomitare giorno dopo giorno. Quindi, allora, vediamo intanto di costruire una piccola zona industriale da questa parte. La nostra torre idrica vediamo di portarla appunto in una zona molto proficua per quanto riguarda ovviamente questo bene primario. Allora, innanzitutto la zona residenziale non deve essere toccata, quindi vediamo di portarla immediatamente al piano superiore. Ok, da questa parte può andare abbastanza bene, non comprometterà non creerà appunto alcun problema alla nostra popolazione. Vediamo di eliminarla immediatamente. Ok, allora vediamo innanzitutto di aumentare un attimino la velocità. Intanto sono state sbloccate le nostre nuove specializzazioni, come per esempio la specializzazione dell'estrazione. Abbiamo la possibilità di collocare, come potete ben vedere, la nostra miniera di carbonio, addirittura la miniera di minerali. Potrebbe essere un'ottima opportunità, però adesso vediamo di capire meglio come specializzarci per ottenere qualche soldino in più. Ovviamente la nostra specializzazione non sarà il petrolio, perché sicuramente andrà a compromettere il nostro aspetto estetico e soprattutto demografico della nostra popolazione. Allora, i nostri cari cittadini avevano qualche problemino, come dire, influenzale, avevano dei problemi inerenti alla sanità e sono riusciti a collocare una fantastica clinica appunto nella parte nord della nostra cittadina. Sicuramente adesso il supporto sanitario sarà disponibile anche per i vicini e sicuramente daremo una mano anche a chi ci sostiene. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Sicuramente ci sono anche problemi inerenti al crimine, qualche criminale è sfuggito alle città e la criminalità è in aumento. Espulso da Copenova, un malversatore disonesto si trasferisce a Clareville per prosciugare i forzieri del sindaco. Dannazione, sta arrivando il nostro caro Diabolic, quindi mi sa che l'ispettore Ginko dovrà trovare immediatamente il luogo nella nostra città. Allora, però prima di fare questo vedremo di capire più o meno come sta andando nella nostra zona industriale. Allora, vediamo la felicità, l'approvazione sta aumentando certamente. Vediamo cos'è che turba i nostri cittadini. Troppi infortuni, ce ne andiamo. Vediamo di aumentare ovviamente il tempo con cui vengono prelevati i nostri cittadini, aggiungendo una nuova ambulanza al prezzo di $10.000, sicuramente $200 orari, ok? E adesso vedremo di continuare ovviamente la nostra costruzione di abitazioni nella nostra cara e amata cittadina. Allora, vediamo un po', magari possiamo andare a costruire addirittura una bella strada curvosa proprio da questa parte. Anzi, io direi di, come dire, e creare una sorta di vincolo per quanto riguarda ovviamente le nostre industrie, dando ovviamente il modo di espandersi. Vediamo un po', magari possiamo continuare da questa parte. Ovviamente da questa parte ci sarà lo spazio per creare eventuali migliorie all'interno delle nostre industrie. Vediamo di portare addirittura la nostra strada da questa parte. Ok, attenzione che la strada è abbastanza montuosa, molto ma molto bene. Vediamo un po', perfetto. Ok, allora vediamo di aggiungere determinate zone per distinguere ovviamente la zona residenziale da quella industriale. Vediamo come possiamo fare. Aggiungiamo una piccola strada che va a intersecare
secarsi appunto da questa parte, molto bene. Attenzione, vediamo di popolare immediatamente il tutto con delle zone residenziali, perfetto, sicuramente adesso vediamo cosa succede, compratori con reddito medio insufficienti, adesso vedremo anche di convertire la nostra popolazione nel reddito adeguato. Ok, vediamo di eliminare queste piccole parti, molto bene. Vi ricordo che questa zona potrebbe essere anche utilizzata per, come dire, un particolare terminal traghetti, in modo tale da poter addirittura esportare le nostre risorse che andremo a recuperare nella parte nord della nostra città. Ok, visto che la nostra dannazione ha anche problemi con gli incendi, vediamo cosa succede. Allora, l'incendio è fuori controllo, vediamo dove è stato riscontrato questo dannato incendio, probabilmente nella residenza numero 1 del nostro caro amico, vediamo un po', edificio abbandonato, mamma mia, la residenza a Tanattasio avrà preso, come dire, un bel colpo di spavento, mamma mia, guardate come è stata ridotta la residenza del nostro caro amico. Vediamo intanto di sostituirla con qualcosa di diverso, però vedete un po', i nostri vicini con la loro attività sono riusciti a salvare le chiappe appunto all'intera popolazione, perché l'incendio si poteva estendere in una maniera incontrollabile. Allora, vediamo cosa richiedono i nostri cittadini per adesso. Allora, non vedo l'ora di vedere un rally monster truck. Dovresti costruire un centro espositivo. Mamma mia, mi sa che lo potrai rivedere all'interno di una città di un nostro vicino, quindi per adesso non ci specializzeremo all'interno di questa specializzazione. Vediamo invece cosa dice questo nostro caro amico. Allora, se vogliamo davvero che il sistema dei trasporti della città migliori, dobbiamo investire sulla rete ferroviaria. Su questo ovviamente ti do ragione, magari possiamo collocare una nuova stazione ferroviaria nella parte nord per far arrivare sicuramente più lavoratori, però prima di tutto dobbiamo rinnovare il nostro terreno alla media densità per accogliere ovviamente più lavoratori che sono adatti ovviamente alle nostre manifatture. Allora, vediamo un po' di collocare immediatamente una nuova scuola elementare. Eccola qua, ovviamente nessuna scuola all'interno della nostra città crea un po' di malumore, quindi vediamo di collocarla nella zona migliore, proprio da questa parte potrebbe andare molto ma molto bene. Vediamo un po', $16.000, perfetto. Allora, i genitori supplicano il sindaco Eddie di sostenere l'educazione, un'università potrebbe attirare studenti da tutta la regione, perfetto. Allora, sicuramente dobbiamo collocare delle fermate per i nostri cari cittadini, perfetto. Vediamo di aggiungere delle fermate per il pullman di 8, molto bene, vediamo anche da questa parte. Ok, sicuramente tutte queste zone non saranno rese inutilizzate, perché sicuramente le nostre abitazioni verranno rinnovate e diventeranno dei veri e propri grattacieli di tutto rispetto. Ok, vediamo di aggiungere anche qualche fermata da questa parte, ogni fermata costa $200 per $10 orari. Ok, vediamo di continuare anche qui, perfetto, ovviamente tutti hanno diritto all'istruzione, vediamo un po', molto bene. Questa città sarà incentrata particolarmente sull'istruzione e soprattutto sulla popolazione. Allora, la scuola elementare qui come sta andando per quanto riguarda il valore del terreno? Lo stiamo aumentando, come dire, abbastanza rapidamente, però io dico con un nuovo parco con vialetto aumenteremo certamente il nostro valore, molto bene. Vediamo di portare anche un nuovo vialetto nella parte nord della nostra città, vediamo di aggiungere anche particolari migliorie, perfetto, magari porteremo anche Peppino l'indovino a vivere qui dentro, ok, anche qualche laghetto potrebbe essere ottimo per far vivere le anatre e tutto il resto. Ok, vediamo un po', perfetto, questa zona sarà convertita molto rapidamente, intanto portiamo anche una nuova attrazione da questa parte, magari un nuovo parco con vialetto colorato, perfetto. Ok, certamente adesso i nostri cittadini vedranno di arrivare in maniera più concreta all'interno della nostra città, potete vedere che adesso sono sempre più felici e dobbiamo adesso capire come portare avanti ovviamente la nostra macchina motrice, ovvero la nostra economia. Allora, ci sono compratori insufficienti ancora, però la nostra industria sta andando abbastanza bene. Vediamo un po' come vanno le spedizioni, diamo un'occhiata, la felicità industriale, come dire, aiuto, i nostri lavoratori stanno morendo uno dopo l'altro. Vediamo un po' come va la nostra clinica, sicuramente dobbiamo attendere ancora qualche attimo, vediamo un po' come sta andando, perfetto, dobbiamo solo attendere che le stanze vengano riempite. Allora, vediamo adesso di capire su cosa specializzare ovviamente la nostra cittadina. Allora, vediamo un po', innanzitutto questa zona sarà dedicata interamente alle residenze, magari potremmo portare le residenze qua su, magari vicino al nostro municipio, e questa zona dedicarla magari alla nostra specializzazione per portare avanti ovviamente il nostro commercio e la nostra economia. Allora, vediamo un po', per quanto riguarda il carbone, vediamo cosa succede, abbiamo un piccolo giacimento di carbone proprio da questa parte, solo 9,2 tonnellate, mentre per quanto riguarda ovviamente i nostri cari minerali ne abbiamo davvero parecchi. Allora, i minerali potrebbero essere davvero un'ottima opportunità per iniziare a sfruttare ovviamente le nostre capacità che ci sono state ovviamente assegnate. Allora, nella parte sud minerali non ce ne sono, quindi io direi che potremmo anche iniziare a produrre qualche tonnellata di minerali. Allora, vediamo un po', certamente potremmo posizionare la nostra miniera di minerali proprio qua su, in modo tale da sfruttare tutta la cava presente, e magari, visto che appunto il giacimento di minerali è finito qui random, cercare di distribuire anche la nostra popolazione nella maniera più omogenea possibile nel nostro promontorio. Ok, allora vediamo di collocare innanzitutto un'ottima strada proprio da questa parte, vediamo un po', teniamo sempre il nostro grafico
dei metalli, anzi dei minerali, eccolo qui. Certamente dobbiamo andare a collocare anche un ottimo magazzino commerciale che sarà fondamentale anche per le nostre spedizioni di merci. Ok, vediamo un po', vediamo di metterlo nella maniera migliore. Oh, perfetto. Ok, sicuramente una specializzazione ci deve essere nella nostra città. La miniera di minerali nella parte superiore della nostra isola non darà problemi a nessuno. Ok, certamente adesso ci sarà una fortuna qua sotto. Miniere, venite a me, potrebbe esserci addirittura dell'oro che ci aspetta per essere scovato. Allora, l'estrazione sarà il futuro di Clareville? Non lo so, però sicuramente ci serve un po' di denaro, un po' di liquidità per iniziare appunto la nostra avventura. Allora, vediamo un po', costruiamo immediatamente una piccola zona commerciale. Voglio vedere se nella sezione della felicità la nostra centrale eolica crea qualche problema, ovviamente, alla felicità dei nostri cittadini. Vediamo un po' come sta andando. Niente, ovviamente questo non può essere un particolare problema. Allora, questa zona io la vorrei dedicare, come dire, ai rifiuti della nostra piccola società, come per esempio vedremo di collocare una discarica da questa parte, accompagnata ovviamente anche dal nostro magazzino, perché vi ricordo che il nostro magazzino commerciale creerà anche dei problemi a coloro che ci vivono intorno, frastuoni, rumori elevati anche a ore, come dire, sconsiderate della notte. Quindi intanto vediamo di posizionare il nostro magazzino da questa parte e sicuramente vediamo di collocare con i $2000 che abbiamo disponibili, perfetto, un ottimo deposito appunto per i nostri minerali grezzi. Eccolo qui. Allora, la nostra pompa dell'acqua sicuramente non avrà alcun problema e tutto il minerale che riusciremo a ottenere verrà esportato certamente all'estero. Ok, allora vediamo come sta andando. Per adesso vediamo di lasciarla in queste condizioni, aumentiamo un attimino la nostra velocità. C'è qualcosa che accade probabilmente al di là della nostra regione, vediamo un po' che succede. La grande opera, come vi ho detto ragazzi all'interno dei video precedenti, cercate di mettere ovviamente le risorse da parte per andare a costruire l'archeologia proprio all'interno di questo sito disponibile. Come potete ben vedere, io potrò andare a fornire magari del metallo se riuscissi a ottenere la grande quantità di denaro utile per fonderlo all'interno di una miniera, di una fonderia, o magari inviare il minerale grezzo a qualcuno per lasciarlo fondere appunto all'interno di un'altra città. Comunque servono anche delle leghe e sicuramente queste le potrò inviare anche io, perché mi dedicherò anche al riciclaggio in maniera ovviamente concreta, e casse delle televisioni. Quindi cerchiamo di lavorare per quanto riguarda l'archeologia, perché ci fornirà sia lavoratori che compratori che studenti, quindi tutto quello che serve ovviamente alla nostra cara cittadina. Allora, vediamo di lanciarci nuovamente all'interno del nostro scenario. Sta crescendo tutto nella maniera migliore, vediamo come va la densità dei nostri cari cittadini. Perfetto, già troviamo altri edifici pronti ad espandersi, abbiamo il massimo della nostra felicità, quindi le strade vediamo di convertirle nella media densità. Perfetto, questi devono essere appunto degli edifici residenziali di tutto rispetto. Vediamo un po', molto bene, abbiamo ben $1000, quindi vediamo di stare attenti per quanto riguarda ovviamente il nostro bilancio. Cosa succede con l'educazione? Le aule sono piene, dannazione, dovrei prendere almeno altri $10.000 da investire nettamente nell'istruzione. Ok, allora vediamo un po', ancora le aule sono piene, intanto vediamo adesso di continuare con la costruzione ovviamente delle nostre care amate case. Allora, il nostro municipio influenzerà il tutto per quanto riguarda certamente la sua ovviamente l'influenza per quanto riguarda il miglioramento del terreno. Quindi vediamo di portare innanzitutto una bella strada a questa parte, cercando di non limitare le possibilità del municipio. Allora, io direi in questa zona di sfruttare ancora l'ambito residenziale, magari fino a questa zona. Vediamo di creare una piccola strada, una sorta di limite per capire più o meno fino a dove potremmo costruire. Vediamo un po', potrebbe andare abbastanza bene qui, perfetto. Magari più avanti la nostra centrale eolica verrà migliorata con delle particolari, come dire, turbine orizzontali, oppure potremmo sostituirla, come qualcuno mi ha consigliato, con una bella centrale a energia solare. Adesso vedremo, vedendo facendo. Allora, innanzitutto vediamo di andare a collocare nuove residenze per i nostri cari cittadini. Vediamo un po', vediamo, da questa parte ci potrebbero essere diverse residenze, quindi vediamo di chiudere questo piccolo quadrilatero in queste condizioni. Ok, aggiungiamo anche qualche particolare residenza, molto bene. Magari se i nostri cittadini richiederanno degli altri edifici commerciali, vedremo di aggiungerli nella maniera più rapida possibile. Ok, allora vediamo un po', c'è ancora qualche altro problema con i pompieri. Vediamo un po', un piccolo incendio nella parte superiore qua, vediamo un po' cosa succede. Oh, attenzione, la nostra residenza Sant'Angelo ha preso fuoco, hanno anche problemi con l'energia, interruzione del servizio. Allora vediamo un po', oh no, è scoppiato un incendio, vorremmo un po' di energia per favore. Dannazione, sta andando tutto in fiamme, speriamo che qualche camion dei pompieri arrivi direttamente dalla regione. Maledizione, attenzione che sta andando anche a fuoco la casa del nostro caro vicino. Le fiamme si vedranno per chilometri. Attenzione che anche la residenza Angelo ha preso fuoco, dannazione, ci serve un camion dei pompieri, speriamo che arrivi un nostro salvatore. Diamo un'occhiata all'orizzonte se c'è qualcuno. Niente, mi sa che dobbiamo spendere i nostri prossimi soldi nell'apparato appunto dei pompieri. L'incendio è fuori controllo, come potete vedere si sta dilagando per tutte le nostre campagne. Qualcuno starà fumando un po' troppo da queste parti, avrà gettato qualche sigarettina in un mucchio di paglia e ha mandato tutto in fiamme, maledizione. Intanto qua passa una bella Spider dell'Alfa Romeo, eccola qua a 100 km/h nella statale, guardate che figa. Intanto
Vediamo un po', probabilmente ancora, come dire, i nostri camion dei pompieri alleati stanno arrivando, però vediamo un po' se possiamo investire qualcosa nella nostra caserma dei pompieri. Intanto c'è qualche problema con l'energia, edifici non alimentati, perché cosa succede? Vediamo un po', diamo un'occhiata. Allora, alcuni edifici non ricevono energia, dobbiamo assicurarci che arrivi il tutto nella maniera migliore. Allora, vediamo un po', la strada sicuramente è tutta collegata, quindi l'energia forse non basterà. Vediamo di aggiungere con i prossimi soldi che ci arriveranno nettamente un'altra zona appunto per conferire energia. Ecco che arriva direttamente la nostra cara energia, le case iniziano a riprendere ovviamente vita, vediamo se riusciamo a conferirla nella maniera migliore, avanti che ce la facciamo, eccola, eccola, ed ecco che le case iniziano ad illuminarsi. Probabilmente questo potrebbe essere un particolare svantaggio della nostra energia eolica, sicuramente quando ovviamente il vento non soffia nella maniera migliore ci possono essere particolari problemi. Allora, quindi vediamo innanzitutto di aggiungere una particolare turbina orizzontale, eccola qui a 17 km/h il vento per adesso, quindi molto bene, e cerchiamo quindi di evitare questi particolari cali di tensione. Ok, intanto vediamo cosa succede. Carenza di acqua, vediamo un po'. Alcuni edifici non ricevono acqua, per qual motivo? Vediamo un po'. Ma la nostra acqua ovviamente cerca di arrivare, appunto. Vediamo un po', il collegamento è ovviamente sistemato nella maniera migliore. Certo, ovviamente ci sarà stato qualche problema, soprattutto energetico, che avrà compromesso anche la vita dei nostri cittadini per quanto riguarda l'acqua stessa. Ok, innanzitutto mentre l'energia cerca di arrivare all'interno della nostra popolazione, all'interno delle residenze, vediamo di eliminare queste piccole macerie ormai che si sono ritrovate appunto da questa parte. Intanto c'è un piccolo fumo bianco che fuoriesce dalla residenza Nardi, maledizione, un tubo del gas sarà fuoriuscito dalla finestra, quindi probabilmente ci saranno altri problemi, però al nostro municipio c'è qualcosa di interessante, c'è un piccolo miglioramento ed ecco che diventiamo la Wall Street dei poveri, ragazzi. Possiamo ottenere finalmente il nostro primato dei 5.000 cittadini, abbastanza felici anche in questa parte nord della nostra città. Molto bene, non riesco a capire come mai il nostro incendio è continuamente fuori controllo, quindi vediamo di aggiungere immediatamente una nuova stazione dei pompieri proprio da questa parte. Perfetto, con un nuovo fantastico camioncino appena lavato e spolverato, pronto appunto per eliminare questi dannati problemi. Vediamo un po' cosa succede. Molti problemi di salute, maledizione, un problema dietro l'altro, sempre con questa dannata energia. Vediamo un po' cosa succede, ma ovviamente la nostra energia c'è ed eccola che arriva finalmente dopo tanto tempo. Potete vedere che questa dannata energia eolica può creare particolari problemi, perché nel momento in cui il vento non continua a soffiare nella maniera migliore, certamente andremo a creare dei problemi. Quindi certamente, anzi sicuramente, vedrò di sostituirla con la nostra centrale di energia solare. Bene, il problema degli incendi per adesso è stato eliminato. I nostri cari pompieri sono riusciti ad eliminare tutte le particolari minacce nella parte nord. Speriamo che qui smettano appunto di gettare sigarette nella paglia, altrimenti faremo proprio una legge vera e propria per incarcerare questi dannati. E vedremo adesso di fare qualcosa di diverso per quanto riguarda la nostra istruzione. Certamente per avere un rialzo per quanto riguarda ovviamente la nostra popolazione dobbiamo offrire dei servizi concreti. Sicuramente adesso miglioreremo nuovamente l'apparato dei parchi nella parte sud della nostra cittadina, aggiungendo ovviamente qualche altro parco piccolo, magari con qualche altra differenza per quanto riguarda le decorazioni. Perfetto, e magari vedremo un po' di farci prestare qualche altro soldino dalla nostra banca con un'obbligazione B di $50.000, 347 all'ora, costo totale 55.760 ovviamente con gli interessi. Molto bene, ce la possiamo fare, abbiamo abbastanza soldini per iniziare, come dire, a migliorare la nostra città per quanto riguarda l'istruzione stessa. Allora, vediamo un po', abbiamo 150 studenti iscritti, quindi vediamo di rinnovare il tutto aggiungendo magari 2 aule per i nostri cari cittadini e portiamo anche, come dire, le nostre care amate fermate anche nella parte nord della nostra città. Eccole qui, perfetto, vediamo di rinnovare il tutto, molto bene. Sicuramente, adesso capisco perché abbiamo avuto quel calo di tensione, perché la nostra miniera di minerali continua a prosciugare la nostra energia veramente come un pozzo, quindi dobbiamo stare molto attenti anche a questa piccola specializzazione che abbiamo nella parte nord. Vediamo come vanno le esportazioni, o come dire, di minerali. Vediamo nell'ultimo mese se c'è stato qualche particolare profitto. Bene, ci sono stati ben $8.000 provenienti ovviamente dall'estero. Perfetto, cerchiamo adesso di rinnovare anche questa parte di popolazione. Vediamo come sta andando. Calma che maledizione, la miniera di minerali cerca ovviamente di compromettere il morale dei nostri cittadini che vivono qui intorno, quindi cerchiamo di risollevare la loro attenzione con qualche bel parco proprio posto nelle vicinanze della nostra cara miniera. Certamente non possiamo come dire, passarci sopra a questo piccolo problema del morale, quindi cerchiamo di rinnovare il tutto con qualche piccola zona di ristoro per i nostri cittadini. Ovviamente se la nostra mappa ha posizionato la nostra miniera di minerali da questa parte non c'è altro modo per sfruttare questa risorsa, quindi il nostro morale dei nostri cari cittadini deve essere aumentato certamente con i nostri cari parchi, ovviamente
ovviamente le nostre care zone di ristoro. Aggiungiamo anche, come dire, qualcosa di differente, come per esempio magari un bello skatepark grande proprio da questa parte che risulta abbastanza inagibile per quanto riguarda ovviamente la costruzione. Vediamo un po', vediamo di metterlo proprio da questa parte. Uno skatepark grande potrebbe essere un'ottima opportunità di divertimento dei nostri cittadini. Vediamo un po', guardate che figa appunto visto dall'alto, adesso proprio alle 6 del mattino sembra davvero un gioiellino per gli occhi. Allora, vediamo un po', c'è qualche problemino per quanto riguarda le macerie. Oh, cos'è successo? Vediamo un po', edifici in fiamme, niente, questi dannati incendi dolosi continuano a ripercuotersi all'interno della nostra città, quindi vediamo di intanto costruire la nuova sezione delle industrie, perfetto. Questa zona ovviamente è destinata ai miglioramenti, però il problema degli incendi deve essere certamente eliminato, quindi vediamo un po' magari di costruire, anzi di reclutare un nuovo camioncino dei pompieri, proprio messo qui accanto, $15.000, perfetto, e cerchiamo adesso di stare un po' più attenti. Ok, vediamo un po', magari questa zona potrebbe essere sfruttata meglio. Vediamo se possiamo aggiungere magari una piccola miglioria da questa parte. Cerchiamo di unificare questa piccola zona, ok? E sfruttare certamente questi piccoli spazi per la nostra cittadina. Come avete fatto notare, questa città assomiglia molto ovviamente alla nostra alla nostra prima città che abbiamo costruito. Mi sembra che si chiamasse Lucre Town, ovviamente con la montagna proprio in mezzo. Però adesso cercheremo di gestire gli spazi sempre in maniera concreta. Allora, vediamo come va adesso l'espansione dei nostri cari edifici. Perfetto, adesso ci stiamo avvicinando ovviamente verso la miglioria vera e propria della nostra popolazione. Adesso da questa parte come sta andando, vediamo di aggiungere anche qualche altro parco ovviamente per rinnovare la felicità dei nostri cari cittadini. Vediamo un po', c'è qualche cittadino triste, maledizione. Vediamo di aggiungere il tutto nella maniera migliore. Ok, per adesso può andare. Bene, eccoci ritornati. Come potete ben vedere, la nostra città si sta evolvendo proprio a vista d'occhio. Siamo riusciti ad arrivare a 5.600 cittadini, ovviamente tramite la costruzione di nuovi appalti nella parte nord della nostra città, come per esempio potete vedere questa nuova villetta schiera che sta per essere eretta. Stiamo per adesso sacrificando la vita dei nostri cittadini. Come potete vedere abbiamo dei problemi per quanto riguarda l'immondizia, quindi vediamo di collocare immediatamente una nuova zona di raccolta dei rifiuti proprio nella parte nord della nostra città. Vediamo di aggiungerla nettamente vicino alla nostra centrale eolica, proprio qui al prezzo di $9.000. Aggiungiamo anche un piccolo camioncino della spazzatura per velocizzare ovviamente il processo. Perfetto. Sicuramente dovrò collocare al più presto la centrale di riciclaggio, perché come potete ben vedere il nostro caro vento arriva direttamente da est e sicuramente potrebbe creare dei particolari problemi alle nostre abitazioni che si ritrovano appunto qui vicino, quindi cerchiamo di stare attenti. Allora, vediamo di continuare con la nostra opera appunto di costruzione delle strade. Stiamo attenti da questa parte che ci sono diversi alberi, qui ci sarà lo scheletro dell'ultimo dei Moicani. Guardate un po' quante foreste che abbiamo capitato in quest'isola, proprio una cosa spaventosa. Vediamo di portare appunto da questa parte la nostra cara stradina, magari possiamo iniziare la costruzione della nostra cara città tramite una bella diagonale appunto da questa parte. Dannazione, i Simuleon non sono disponibili. Vediamo intanto di aggiungere qualche piccola casa da questa parte proprio vicino alla nostra miniera. Ok, velocizziamo appunto il nostro processo per aumentare ovviamente le nostre esportazioni del nostro caro minerale grezzo. Vediamo da questa parte, molto ma molto bene. Allora la nostra richiesta, anzi la richiesta dall'estero ovviamente dei nostri cari alleati, come potete vedere il verde chiaro ovviamente chiede delle case per quanto riguarda la nostra cittadina, mentre il verde scuro richiede delle case per quanto riguarda la nostra regione. Quindi la regione chiede delle particolari richieste ovviamente di cittadini a basso reddito e anche ad alto reddito. Noi ci specializzeremo nettamente sull'alto e soprattutto sulla media densità. Allora vediamo un po', 7.000 abitanti, perfetto, stiamo crescendo a vista d'occhio, come potete vedere anche dal nostro grafico abbiamo avuto un netto aumento soprattutto nel mese di aprile, molto bene. Vediamo un po', ecco addirittura delle nuove casette che stanno per evolversi in questa zona. Allora, c'è qualche problema con la polizia, il nostro caro Diabolic ne sta combinando di tutti i colori. Eccolo qua, appunto Diabolic sta minacciando la nostra regione, c'è solo un modo per sconfiggerlo, dobbiamo collocare appunto il nostro caro ispettore Ginko. Allora, vediamo un po', magari possiamo starci a questo particolare accordo, però questa volta cercherò di utilizzare il nostro caro Maxisman proprio dall'inizio, perché certamente potrà aiutarci magari nel corso della nostra storia. Innanzitutto vediamo di creare questo spazio idoneo alle nostre possibilità, vediamo un po', magari questa bella strada in diagonale potrebbe far espandere la nostra città nella maniera migliore. Vediamo un po', addirittura una bella strada che provenga appunto verticale, come dire perpendicolare a questa nostra zona. Vediamo un po' se può andare da questa parte, perfetto. Ok, vediamo di aggiungere immediatamente qualche altra residenza, molto bene. Vediamo adesso come sta andando per quanto riguarda il nostro valore del terreno. Certamente la nostra cara industria crea dei problemi, però devono essere risolti certamente con i nostri cari parchi. Vediamo di aggiungere, come dire, un bel campo da baseball, potrebbe essere una spesa abbastanza ardua, però
però ovviamente cercherà di aumentare certamente il valore del terreno qui intorno. Molto bene, il campo da baseball certamente attirerà anche qualche altro turista, però il nostro obiettivo sarà quello di portare la felicità dei nostri cittadini al massimo. Ecco che ci sono nuovamente problemi con la nostra energia, addirittura c'è dell'energia disponibile dalla regione, però cercheremo di fare da sé per adesso, quindi vediamo di collocare immediatamente un'altra piccola pala eolica, una piccola turbina orizzontale. Come potete vedere il vento sta diminuendo. Fino a ieri sera ritrovavamo un vento di 17 km/h, invece adesso ben 14 km/h, quindi dobbiamo stare molto attenti a come sfruttiamo questa piccola risorsa. Allora, infatti, come potete vedere, un altro calo energetico nella nostra città, quindi problemi soprattutto ai pompieri, problemi alle residenze e soprattutto problemi ai centri commerciali. Certamente dobbiamo rinnovare la nostra energia eolica con la nostra centrale di energia solare, quindi vediamo innanzitutto di collocare magari la nostra cara centrale con una nuova obbligazione, magari un'obbligazione C di livello secondo, con $50.000 pronti a investire per andare a risolvere definitivamente il problema dell'energia. Allora, certamente il problema energetico per quanto riguarda ovviamente la nostra cara centrale energia solare andrà a occupare davvero tantissimo spazio, quindi magari nel momento in cui riusciremo ad avere abbastanza soldi il nostro piccolo magazzino lo sposteremo da questa parte e andremo quindi a compilare proprio l'intera zona di pannelli solari, quindi sicuramente cercheremo di rinnovare il tutto per quanto riguarda questo aspetto. Allora, vediamo un po', gli edifici hanno ancora bisogno d'acqua, quindi vediamo di rinnovare il tutto, sicuramente vediamo di posizionare immediatamente un'altra piccola pompa dell'acqua da questa parte, vediamo se c'è ancora spazio. Perfetto, 1168 kL disponibili, ottimo. Adesso vediamo come va per quanto riguarda l'educazione, stiamo aumentando rapidamente, vediamo di aggiungere magari un altro camioncino dei Simpson con 8 al comando e magari qualche piccola decorazione per rendere la nostra scuola magari degna di essere tale. Ok, addirittura una bella bandierina, aggiungiamo anche un secondo piano appunto per la nostra cara Grade School. Vediamo se abbiamo adesso la possibilità di collocare una bella biblioteca pubblica, sicuramente aumenteremo anche il livello del terreno, ma la cosa più importante è che aumenteremo anche il livello di istruzione. Ecco la nostra cara biblioteca pubblica, vediamo adesso come sta andando il valore del terreno da questa parte. Ok, è aumentato di certo, vediamo adesso di capire più o meno come va la felicità dei nostri cittadini. Cos'è che li turba? Il 71% dell'approvazione, c'è bisogno di lavoratori. Siamo irritati per la mancanza di energia, abbiamo bisogno acqua, ovvero i beni principali per mandare avanti una città, mentre il basso reddito si lamenta ovviamente per la nostra sanità, l'energia e l'acqua. Questi problemi adesso verranno risolti in maniera concreta. Vediamo cosa sta accadendo intorno alla nostra cara clinica. Per adesso sta andando tutto abbastanza bene, collochiamo una nuova ambulanza per velocizzare ovviamente il processo del nostro caro supporto sanitario. Allora, invece, per quanto riguarda ovviamente il traffico, come sta andando? Mi sa che non ci sono particolari problemi, ancora la nostra cittadina appena 10.000 abitanti. Intanto la villa del sindaco addirittura possiamo posizionare nella parte nord della nostra città, dove ovviamente ritroviamo la nostra miniera, per aumentare certamente la felicità dei nostri cari cittadini. Sicuramente il nostro caro sindaco vivrà qui intorno, la residenza Beretta sarà abbastanza felice di vivere qui, ci sono addirittura nuove villette a schiera disponibili, mamma mia. Cercherò, ragazzi, su The Sims 3 di ispirarmi a un modello di casa del genere, date un'occhiata, magari nel momento in cui lasceremo ovviamente l'università, come dire, a The Sims 3 University, vedrò di costruire una casa simile a questa. SimCity potrebbe essere davvero un ottimo spunto, magari un'ottima rampa di lancio per andare a costruire appunto la nostra cittadina. Date un'occhiata a questi tetti fantastici con caminette, magari la zona appunto anteriore con le piccole scale in legno, potrebbero essere davvero dei fantastici esempi per andare a costruire la nostra fantastica cittadina. Allora, vediamo un po', magari inizieremo con una piccola roulotte come questa, come per esempio la residenza Giorgetti, e magari vedremo di rinnovarla più avanti. Intanto 10.000 cittadini, il campo di baseball di sera davvero sembra una cosa fantastica, ci sono addirittura i piccoli ragazzi che continuano a divertirsi. Food Big Box Store, ritroviamo anche qualche sponsor. Quanti sim ci vogliono per cambiare una lampadina? Ecco, i nostri cittadini sono abbastanza felici. Potete vedere non c'è nessun problema per quanto riguarda ovviamente il loro morale. Scendiamo giù dalla montagna, vediamo cosa c'è. Ok, vediamo come va per quanto riguarda la nostra acqua. Ancora carenza di acqua, adesso la inviamo, ragazzi, tranquilli. Ed ecco che siamo riusciti a raggiungere un livello tale da modificare nettamente le strade per aumentare certamente il reddito della nostra popolazione. Abbiamo attenzione con i soldi che ne abbiamo, non ne abbiamo molti, abbiamo possibilità limitate. Ok, vediamo di rinnovare anche questa piccola strada a questa parte. Ok, eccoci qui. Vediamo invece cosa sta succedendo per quanto riguarda la nostra città. Allora, vediamo qualche statistica, qualche grafico che sicuramente a me piacciono. Allora, per quanto riguarda la nostra spazzatura, allora il nostro caro amico accanto a noi, vediamo un po', addirittura ha già impostato il riciclaggio, molto bene. Mentre da questa parte vediamo cosa succede per quanto riguarda l'energia. Chi è che produce più energia nella nostra regione? Vediamo un po', addirittura il nostro caro amico di Kupenowa, guardate un po' quanta energia riesce a produrre, circa 200 megawatt consumati all'ora, mentre per quanto riguarda quelli ricavati ovviamente al giorno, vediamo quelli che riescono
riescono a combinare anche i nostri cari amici. 225 megawatt, diamo un'occhiata, 120 megawatt, molto bene, ce la stiamo cavando molto bene anche se stiamo crescendo abbastanza lentamente. Invece per quanto riguarda ovviamente la nostra educazione, vediamo cosa succede. Gli studenti, ecco che si è unito immediatamente qualcuno, Uranio Valley, addirittura invia i nostri studenti dall'altra parte della nostra mappa. Ci sarà un piccolo collegamento magari tramite qualche ponte. Abbiamo, come dire, abbastanza banchi da ospitare i nostri cari cittadini, ed ecco che arrivano anche dalle altre città particolari residenti. Mentre per quanto riguarda le merci, qual è la città più industrializzata? Vediamo un po', sicuramente la nostra Konoha, eccola qui, la nostra Kupenoha, scusate, perfetto. Mentre la nostra città sicuramente sarà appena sorta, la Unio Valley di Destructor 97, perfetto. Mentre per quanto riguarda l'acqua, sempre per avere chiare ovviamente le idee, ok, le nostre città si stanno evolvendo proprio nella maniera migliore. Cercheremo sicuramente all'interno dei prossimi gameplay di rinnovare ovviamente il nostro aspetto economico. Certamente la nostra città cercherà di espandersi nella maniera migliore. Potete notare già qualche particolare edificio di tutto rispetto, come potete ben vedere qualche appartamento di lusso, come dire anche qualche appartamento di basso livello. Comunque cercheranno di mantenere ovviamente l'aspetto della nostra città sempre elevato. Sembra una sorta di modellino da collezione ancora in miniatura la nostra piccola cittadina. Allora, all'interno del prossimo gameplay vedremo di rinnovare ovviamente la nostra miniera di minerali al massimo. Magari cercheremo di intensificare la nostra produzione. Intanto i cittadini cercano di arrivare sempre nella maniera più rapida possibile. Come potete ben vedere, certamente stiamo crescendo, come potete vedere dai grafici. Certamente dobbiamo adesso rinnovare la nostra sezione appunto delle strade per accogliere più cittadini possibili. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!